Ora si registrerà la conferenza. Appello. Revelant Roberto. Presente. Carnelutti Loris. Presente. Canci Andrea. Presente. Palese Andrea. Presente. Di Giusto Mauro. Presente. Bosello Nicola. Nicola Bosello. Presente. Felagotto Monica. Presente. Balog Zacorca. Presente. Giau Michelangelo. Presente. Zilli Raffaella. Presente. Patat Luigino. Presente. De Cecco Luca. Presente. Brollo Andrea. Presente. Cinto Giovanni. Presente. Venturini Sandro. Presente. Patat Mariolina. Presente. Pischiutti Marco. Presente. Gurisatti Damiano. Presente. Vidoni Teresa. Presente. Piazza Anna. Presente. Doroteo Giacomino. Presente. Gubiani Mara. Presente. Venturini Giovanni. Presente. Goi Davis. Presente. Virilli Flavia. Presente. Tutti presenti. Perfetto, segretario. Possiamo quindi iniziare dal punto numero 1 all'ordine del giorno. Lavori di messa in sicurezza dell'incrocio di Campolese tra la strada regionale 13, le comunali via Campo e via Buia e completamento delle fermate TPL, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini dell'adozione della variante numero 6 al PRPC strada statale 13 e contestuale variante numero 74 al PRGC, articolo 63 quater e articolo 63 sexies, legge regionale 05/2007. Allora faccio magari un cappello introduttivo che riguarda sia questa, il punto numero 1, il punto numero 2 e il punto numero 3 all'ordine del giorno, che sono 3 approvazioni di progetti di fattibilità ex preliminari che costituiscono variante. Di fatto in questo consiglio comunale andiamo ad approvare quelle che sono i 3 progetti. Il primo, io non so se posso, se nulla osta, farei un'illustrazione punto per punto di tutte e 3 le varianti, visto che si tratta di argomenti comuni, e poi le votiamo in maniera separata. Può andare bene a tutti? Non vedo pareri contrari, quindi mettiamo in un'unica discussione e poi in approvazioni separate. Allora, per quanto riguarda le proposte, appunto numero 1, 2, 3, come dicevo, si tratta di approvazione di preliminari. Da qui oggi si aprono i termini per le osservazioni, c'erano 30 giorni di tempo per poi dare seguito all'approvazione. Per quanto riguarda le osservazioni ricevute, si tratta di osservazioni legate e che vi sono state mandate, si tratta di osservazioni legate al piano particellare d'esproprio. Le procedure sono già state avviate e quindi noi non facciamo altro solo che prendere atto di quelle che sono state le risposte che l'ufficio tecnico responsabile hanno dato relativamente a questo procedimento. Da qui invece che compito del Consiglio Comunale è quello di dare avvio alla procedura di adozione delle varianti e per poi aprire i termini per i successivi 30 giorni per ulteriori ed eventuali osservazioni per arrivare all'approvazione. Allora, per quanto riguarda i 3 interventi, di fatto in tutti i casi si cerca di portare ad un miglioramento di quella che è la sicurezza delle 2 intersezioni principali ed anche della viabilità su via della Cartiera. Per quanto riguarda la rotatoria posizionata a Campolesi, di questa si tratta di una situazione che va
a sostituire l'attuale intersezione semaforica con le attuali criticità presenti in un sistema rotatorio che ha già visto una condivisione con FVG Strade e arriva, per quanto riguarda anche la circolazione e le fermate del TPL, che oggi avevano notevoli criticità nella borgata di Campolessi. Ovviamente, essendo in una strada regionale ma di interesse nazionale, il parere dovrà essere ottenuto anche dal Ministero ed ovviamente ha determinati requisiti da dover soddisfare. Nell'occasione abbiamo voluto dare risposta a più criticità, come dicevo prima, anche la messa in sicurezza delle fermate del TPL, e quindi risolveremo una volta per tutte anche questa situazione. Andremo inoltre a prevedere per alcuni tratti che non sono complessivi degli interi lotti, che però potrebbero avere in tempi successivi future realizzazioni, ma che ritengo che siano anche necessarie, la realizzazione di banchine di sicurezza e ciclabili sui lati della viabilità, per garantire i collegamenti anche con le FVG1, FVG3 e FVG6, che avranno ovviamente nell'immediato futuro una loro attuazione. È evidente che anche questo intervento si collega con la prossima ciclabile che collegherà via Campo con la FVG3 nel sottopasso vicino a via Sofia Pecol, e che si collegherà proprio sulla ciclabile che da Gemona raggiungerà Artegna per poi proseguire nel Tacentino. Questa è l'illustrazione della prima rotatoria. Per quanto riguarda invece la seconda rotatoria, si tratta di un intervento posizionato tra l'intersezione sempre tra la strada statale 13, strada regionale 13 e la via Armentaressa e via della Cartiera. Anche in questo caso si tratta di un miglioramento dell'intersezione, anche per far sì che ci sia una maggiore fluidità del traffico ed un rallentamento che è figlio delle scelte ormai consolidate dell'inserimento delle rotatorie sulla viabilità principale, che portano un miglioramento della fluidità del traffico e una riduzione dell'incidentalità e soprattutto della gravità degli incidenti, per un angolo di inclinazione dei veicoli all'interno della rotatoria diverso dai 90 gradi. Quindi si vuole andare a migliorare quella che è la viabilità, ed anche in questo caso ci sarà un ulteriore collegamento con la ciclovia FVG1 che oggi collega la stazione ferroviaria e proseguirà verso Osopo su via Armentaressa, già oggetto di progetto esecutivo approvato ed in corso di appalto. Quindi i lavori di via Armentaressa partiranno a breve. Ci sarà, come dicevo, ci saranno questi due lotti. Il primo lotto, la rotatoria di via Armentaressa, via della Cartiera, per poi proseguire lungo via della Cartiera su un tratto di ciclabile unidirezionale su ambo i lati, per la messa in sicurezza dei ciclisti. Sul lato Osopo è in previsione un ulteriore lavoro che va nella stessa linea per arrivare fino alla strada provinciale che da Osopo porta alla frazione di Pineta verso Braulins. Anche in questo caso è previsto l'inserimento di un ulteriore rotatoria e di un collegamento proprio con la pista ciclabile che andrà giù verso il tagliamento, e collegherà anche in questo caso i comuni di Trasaghis e il comune di Bordano sulla ciclovia del tagliamento. Io avrei finito l'illustrazione, chiedo ai consiglieri se volessero prenotarsi nella chat per eventuali interventi. Venturini mi sembra di aver visto alzare la mano. Prego, può iniziare, e gli altri chiedo... Se posso. Sì, può iniziare e gli altri eventualmente si prenotino sulla chat. Grazie. Ok, no, allora, non entro nel merito. Condivido naturalmente le cose che il sindaco ha detto riguardo soprattutto alla necessità, come dire, di migliorare la viabilità cittadina, e l'utilizzo, insomma, come dire, ormai delle rotonde è una prassi che mi pare, insomma,
come dimostrano anche insomma, i dati che il sindaco ha illustrato o che ho letto anche nelle risposte alle osservazioni, come dire, sicuramente le rotonde contribuiscono a rendere più sicuro, più fluido il traffico, rendere meno inquinante insomma, anche le emissioni, insomma, rendere meno pesanti anche le emissioni perché le automobili non si fermano. Insomma, no? Quello che però voglio mettere in evidenza, e l'ho messo in evidenza più volte quando facciamo ragionamenti di questo tipo, portiamo pratiche di questo tipo, ovvero progetti che fanno variante al piano regolatore, è la questione del metodo. No? In questo caso ancora di più, perché in questo caso andiamo a realizzare delle opere che riguardano l'asta della statale nel suo insieme, come dire, insomma, comunque a modificare la viabilità complessiva della statale, o almeno di due intersezioni importanti, e forse più che andare avanti così ad approvare piccole parti, piccoli progetti, forse era il caso di fare un ragionamento con una variante generale che prevedesse queste opere già in fase prima, insomma. Questo ha due vantaggi a mio parere in questo momento, ma uno quello di rendere partecipi i cittadini delle scelte, non quando si fa il progetto, ma quando insomma si programmano insomma, in termini di piano regolatore, insomma, in qualche modo. No, perché mi pare insomma, così, di aver sentito che soprattutto in Campolessi, la rotonda di Campolessi insomma, sta creando qualche così, contrarietà, difficoltà, insomma, no? E quindi insomma, averla